benvenuti al Paroma per Montesilvano, Audace Veronica, unico anticipo in programma quest'oggi nella Serie A Tesis, 40 minuti che faranno da apripista, una domenica dalle grandissime emozioni. Roma c'è da una parte, Bitonto, Tiki-Taka dall'altra. Ora entrambe ancora ferme al palo, entrambe pronte a riscattarsi nella terza giornata. Amici del futsal, benvenuti al Pala Roma per Montesilvano, Audace Verona, unico anticipo in programma quest'oggi nella Serie A Tesis. 40 minuti che faranno da apripista una domenica dalle grandissime emozioni. Roma CMB da una parte, Bitonto, Tiki-Taka dall'altra. Ma ora andiamo subito a leggere le formazioni delle squadre in campo in maglia tutta bianca. L'Audace Verona, dall'altra parte tutto in verde invece il Montesilvano, quindi per le Venete con il numero 1 Marta Verdù, poi Luana Puttov il capitano, Beatrice Ferrari, Melissa Barban, Federica Ficeto, Fabiola Failla, Greta Maretti, Natascia Barban, Lucia Zardini, Valentina Morosini, Evelyn Tosetto e Federica Santi, allenatore Andrea Rossi. Per il Montesilvano di Marcos Zuccotti abbiamo invece Martina Connicella, poi Irene Donati, Rossana Casanova, Ersilia D'Incecco, Annalisa Foti, Chiara Sant'Angelo, Zoe Spadano, Camilla Masciulli, Eva Ortega, Jessica Naiara, Gioia Marcelli e Sofia Matricciani. Gli arbitri dell'incontro saranno Raffaele Buonocore di Castellammare di Stabia, Matteo Ottaviani di Trieste. Al crono c'è invece Francesco Chimienti di Bari. Diciamo formazioni che hanno necessariamente bisogno di sbloccarsi. Ha esordito con una sconfitta sul campo del Falconara
L'Audace Verona neanche nella passata domenica è andata troppo bene contro una corazzata come il CMB. Per il Montesilvano esordio casalingo con un 7-0 subito dalla Lazio, e a seguire segnali di ripresa ma una sconfitta in casa della Kickoff 6-2. Il primo gol stagionale è stato di Ersilia Dincecco, seguita sul rigore da Zoe Spadano, classico gol dell'ex che è arrivato per l'italo-australiana, che è arrivata per la prima volta in Italia proprio con la maglia delle All Blacks. Foto di rito già scattate per il Montesilvano, che nel prossimo turno sarà atteso dal derby contro il Tiki Taka. Per l'Audace un'altra corazzata in vista, la Roma nel prossimo turno, adesso schierata per la foto, fascia sul braccio di Luana Puttov, da 7 stagioni in rossonero. Rimane lei in campo accanto a Maretti Ficeto e Evelyn Tosetto, l'ultimo colpo di mercato annunciato dalla formazione. Dall'altra parte invece abbiamo Gioia Marcelli, Ersilia Dincecco, Spadano e Jessica Naiara, anche lei ex del match. Sul pallone pronta per il primo tocco Irene Donati con il numero 3. Ultimo cenno d'intesa anche tra gli arbitri, si scalda Marta Verdù. Dicevamo unico anticipo domani, partita tutta da seguire sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Mentre arriva il fischio, partiti, Donati per Dincecco, Pisada, Naiara, subito il lancio tra le braccia di Verdù, che riparte da Maretti, a destra contro Dincecco, le finte di Maretti. Numero 21 sulle spalle, non la perde di vista Dincecco, va sull'out di destra, chiusa in fallo laterale da la numero 5, che guadagna anche la rimessa. Naiara, ancora per Dincecco, porta il pallone, tutto chiuso da quelle parti. Naiara a destra, di prima, Spadano, triangolazione cercata e trovata con Dincecco, poi si perde il pallone, stava rientrando anche Tosetto, interviene Verdù con le mani, lancio lungo a cercare Ficeto che prova a spizzarla di testa, nulla di fatto. Allora Marcelli, corto per Naiara, Dincecco, punti preziosi in palio quest'oggi. Sulla parallela di Dincecco c'è la chiusura di Maretti che cerca di evitare anche la rimessa, alla fine è così però. Possesso del Montesilvano, si fa vedere Spadano, la corsa anche di Naiara, servizio per lei, la conclusione rasoterra ottima da parte della numero 21, primo squillo del Montesilvano di poco al lato. Verdù per il capitano Luana Puttov che smista a destra, Maretti con il mancino, pallone intercettato da Donati, rimedia Puttov che prova ad andarsene da sola, buona l'apertura per Maretti, leggermente lungo il pallone, fatto tutto ad occhi chiusi praticamente Puttov dopo aver recuperato la sfera. Applausi per lei da parte di mister Andrea Rossi, per il secondo anno sulla panchina, confermato nella passata stagione, è arrivato il salto di qualità con lui, prima partecipazione dell'Audace alla Final 8 di Coppa Italia disputata a Bari, poi il sorteggio non è stato sicuramente dei più fortunati. Al primo turno le rossonere hanno incontrato il Bitonto, che è andato poi a vincere la competizione per la seconda volta consecutiva. Tosetto, Puttov intercetta ancora Donati, secondo pallone riconquistato, Dincecco all'indietro con l'esterno, scambia con Spadano che va per vie centrali, ora Naiara, Donati contro Tosetto, le finte della numero 3 costretta però a fermarsi, rimessa sua. Sui spalti anche il CT della nazionale italiana Francesca Salvatore e buona parte del Tiki Taka, che domani sarà in trasferta a Bitonto. Anche il Tiki Taka è fermo al palo e domani una partita insidiosa con due ex che sono Gianluca Marzoli e Mansueto. Tanto Donati intercetta di nuovo a concludere, trova però la copertura di Evelyn Tosetto. Chiaremo soltanto Evelyn, maglia numero 77, ex United Pato Branco. Conclusione di Naiara che cercava sul secondo palo Zoe Spadano, non c'è intesa in questa circostanza. Ancora Verdù per Maretti,
aggancia bene, rimette in mezzo Naiara prima di Ficeto, ben appostata, ottimo ancora una volta lo spunto di Greta Maretti, ex Sassuolo e poi Bagnolo per 4 stagioni. Chiama lo schema il capitano Putto, in mezzo ancora Maretti, si avvicina anche Ficeto, va a concludere, fermata da Donati, può ripartire Spadano in velocità, il taglio centrale per Donati che si è mossa bene, la conclusione con il destro sull'esterno, buona però la ripartenza del Montesilvano, cresciuto già tantissimo rispetto all'esordio qui in casa con la Lazio. Evelin da Maretti contro Dincecco, parallela cercata per Ficeto, in anticipo Naiara fa buona guardia, esce anche Marcelli, trascorsi 2 minuti e mezzo, sempre 0-0. Spadano al centro per Dincecco che viene incontro, Evelin bene, poi Ficeto, ancora Evelin, allontana il pericolo, la rimessa però è del Montesilvano. Naiara, Dincecco contro Maretti, torna da Naiara, Spadano al centro bene per Donati, di prima per Dincecco, ora lascia scorrere Naiara perché interviene Marcelli con i piedi lunghissimo a cercare Spadano, il pallone che rimbalza, esce bene Verdù con coraggio, ci aveva messo anche il piede Spadano. Putto con il mancino centrale, Ficeto aggancia, controllo difficile da terra, riesce a servire Maretti, Evelin contro Dincecco, prende un po' di spazio, scarico con l'esterno ancora da Maretti. Continua il dialogo tra le due, va via Evelin, poi il raddoppio da parte di Spadano che chiude la 77 in fallo laterale, primi cambi, esce Ficeto ed entra al suo posto Melissa Barban, ex Infinity, arrivata in rosso-nero con la gemella Natascia. Primo ingresso anche per Annalisa Foti dall'altra parte. Controllo di Barban con la maglia numero 9. Buono il corridoio per Maretti con il mancino, il suo piede scheggia forse la traversa. La risposta di Maretti è la prima conclusione che era stata di Naiara. Marcelli da Spadano, sale un po' la pressione di Barban, Dincecco cade Naiara, non c'è nulla, si continua a giocare in 2 tempi. Dincecco in fallo laterale, un pizzico di fortuna, poi Foti, pallone in rimessa laterale, buon momento per la Dace Verona. Putto, Maretti, Evelin sempre contro Dincecco, in velocità la 77, sul mancino il pallone è rimesso in mezzo, Naiara in scivolata, chiusura, 4 minuti trascorsi, sempre 0-0. Evelin si avvicina Maretti, in mezzo c'è Barban, Maretti poi con il destro alza il pallone, prova a saltare Barban, pallone irraggiungibile ma c'è stato un tocco da parte della difesa del Montesilvano, le indicazioni di Zuccotti a Masciulli che sta per entrare, esce dai pali Verdù sui 10 metri nella propria metà campo. Putto in mezzo per Maretti che non ci arriva, per un soffio brivido per la difesa del Montesilvano. Ottima occasione sprecata in questo caso dall'Audace, poteva portarsi in vantaggio. Primo ingresso per Evo Ortega, il capitano della formazione, serie di isolate, chiusa però in fallo laterale. Ortega all'indietro, Naiara, Dincecco contro Maretti, solito duello, arriva il blocco di Ortega, rientra Dincecco, pallone ora per Foti, buona però la copertura di Putto che deve liberarsi del pallone, la ferma Ortega, altra rimessa. 4 minuti e mezzo trascorsi, tutto invariato sul tabellone. Putto va da Barban, pressione di Foti, ancora Putto per Evelin, spinta all'indietro da Naiara, corpo a corpo con Putto, spazio per Tosetto, è ottima l'apertura per Barban, dalla parte opposta si è mossa bene anche Putto, sull'esterno, poi il pallone calciato in mezzo, era però già uscito, era arrivata puntuale Melissa Barban alla correzione. Dincecco, Foti, anticipo netto da parte di Putto, in mezzo lascia scorrere Ortega. 5 minuti 01 sul cronometro. Entrata in campo Masciulli. Marcelli può rimettere in gioco, lo fa servendo proprio Camilla Masciulli, abruzzese doc. Dincecco a cercare di nuovo il movimento della numero 13, troppo lungo il servizio.
Può andare Putto per la rimessa. 100 presenze in rosso-nero per lei lo scorso 15 aprile 2024. Intanto il numero di Natasha Barban che aveva saltato Foti. Pallone recuperato bene da Marcelli. Ortega, la spinta regolare di Evelyn, poi Masciulli che recupera le finte su Barban che la ferma lì, pallone recuperato ancora da Masciulli, poi Dincecco che la butta via senza troppi complimenti. Ogni pallone scotta, terza giornata, ma questo è già un match chiave per entrambe le formazioni che devono trovare il primo sorriso in questo campionato. Lascia lì il pallone Evelyn, Puttov ancora per la 77, Ortega in chiusura. Tosetto per Puttov, è uscita bene con i tempi giusti. Ortega, rimane lì la Dacia però ancora in attacco. C'è da recuperare il pallone che verrà calciato da Evelyn Tosetto, classe 2003, in passato calcia 11 tra Corinthians e Palmeiras. Puttov per Melissa Barban contro Masciulli, trova l'appoggio di Natasha Barban attaccata da Dincecco, riesce comunque a servire Tosetto, pallone di ritorno. Era alta però la pressione del Montesilvano che ha recuperato il possesso. Ortega per Masciulli, Foti, è buona la pressione di Puttov che la costringe all'errore, quindi Tosetto. Dincecco contro Melissa Barban e Natasha Barban a prolungare il pallone, toccato forse con la mano da Ortega, ma si continua a giocare. Ortega, il capitano che rimette in gioco, aspetta però il piazzamento di Natasha Barban che era troppo vicino al pallone. Dincecco, la finta bene su Melissa Barban, ora Ortega, poi arriva il ripiegamento difensivo da parte della 26 Natasha Barban. Sia lei che Melissa sono cresciute sportivamente nel 2000, poi 3 stagioni in B con l'Infinity. Ortega, Masciulli si avvicina, pallone in mezzo dove c'era stato il taglio di Dincecco, all'indietro da Masciulli, conclusione fermata subito però da Melissa Barban. Dincecco, Ortega, anticipo netto da parte di Barban, trattenuta da Ortega, fallo evidente e cartellino immediato per il capitano Eva Ortega, prima munizione di questo match, costretta al fallo, speso benissimo perché si era involata tu per tu con Marcelli. Natasha Barban era stata brava a capire le intenzioni della squadra avversaria. Ora al cambio entra al suo posto Maretti, calcio di punizione dagli 11 metri circa per la Dacia Verona. Marcelli sistema la barriera. Era stata Natasha Barban a portare Melissa ad un allenamento nel dopo 2000 senza dichiarare quale fosse la squadra. L'allenamento era con l'Infinity, lì 3 stagioni ad alto livello, poi l'esordio in Serie A con l'Audace. Intanto Maretti, la conclusione fermata bene da Ortega, poi Dincecco deve fermarsi, rimane lì Maretti, cercata la parallela per Ortega, servizio sbagliato però, e quindi ingresso sul parquet del Pallaroma per Sant'Angelo. Natasha Barban, Puttov, pronta per ricevere Maretti, pressione di Ortega, si passa allora da Verdù che la butta direttamente in fallo laterale. (13:18) da giocare. La rimessa Spadano appena rientrata. Ortega, Evelyn recupera a centrocampo, si allarga sulla destra dove l'aspetta Masciulli, ancora il gioco di gambe da parte di Evelyn, il pallone che finisce fuori. Marcelli, Ortega,
Masciuli riceve, Spadano con il tacco, la ferma Maretti, poi Evelyn pulisce il pallone per Barban, lo scambio tra le due, ancora Evelyn, la conclusione da lontanissimo e non è una brutta idea. Marcelli, Sant'Angelo prova a duellare con Putto, Tosetto in anticipo, poi ancora le finte di Barbana, attesa però da Spadano. Ortega, Masciulli cerca di mettere un po' di ordine nel passaggio con il mancino in profondità per Sant'Angelo. Ancora una volta la copertura di Putto, presente sugli spalti anche Benedetta De Angelis e non potrebbe essere altrimenti. Lungo trascorso pieno d'amore con la Dace Verona, anche per lei 100 presenze più con la maglia rossonera, anche coinquilina di Luana Putto. E qui un po' per salutare tutta la squadra mentre siamo fermi ancora sullo 0-0, trascorsi 7 minuti e 30 secondi. Verdù, lancio nella terra di nessuno direttamente in fallo laterale per il Montesilvano Futsal Club. Si è rialzata Ficeto, dall'altra parte è rientrata invece Donati, si sta scaldando ancora Naiara. Ortega in avanti da Sant'Angelo che lotta ancora con Putto che ha la meglio, sfugge il pallone, recuperato ora da Maretti e servito al centro bene per Verdù, scatta in avanti Barban, dimenticata dalla difesa, rientra Sant'Angelo, intanto conclude al volo Natasha Barban con personalità in questo match. La gemella venuta al mondo 2 minuti prima rispetto a Melissa Barban. Spadano, Ortega in avanti, Sant'Angelo, il tocco, poi arriva anche Barban, la rimessa è del Montesilvano, era sul pallone Evelyn, spiegazione con il direttore di gara. La rimessa è quindi per la Dace Verona. Maretti contro Naiara, il taglio di Barban, Putto porta il pallone sul mancino, sul secondo palo in anticipo Spadano su Barban, poi disimpegno un po' difficile, recupera ancora una volta la Dace Verona il possesso, 11:43 da giocare. Maretti per la rimessa in mezzo, Spadano ancora una volta in anticipo su Barban, si distende a sinistra Donati, la scelta è a destra da Sant'Angelo che però era chiusa, recupera Donati, si muove in mezzo Spadano, servita in questo momento, triangolazione troppo lungo per Donati, interviene allora Evelyn. Maretti in velocità su Sant'Angelo, copertura perfetta da parte di Naiara che ci mette il fisico. Spadano tra due, alla meglio Puttov, al duello Donati e Barban, poi dalla distanza Jessica Naiara. 11:14 da giocare. Maretti in avanti per Melissa Barban, tocco in mezzo, è arrivata però in chiusura Jessica Naiara. Hanno qualcosa da dirsi le due, si allontana Melissa Barban, rimane sul pallone Maretti, da quelle parti anche Zuccotti e Dincecco che è pronta a rientrare. Maretti in mezzo, Naiara intercetta, poi però non riesce a far partire Spadano. Di nuovo in panchina Sant'Angelo, rientrata da Dincecco che chiama subito le posizioni. Evelyn da Putto, Maretti prolunga, Spadano, rientra velocemente Barban, ancora Maretti, Donati in anticipo, prova ad aggirare l'ostacolo, pallone però regalato ancora una volta all'Audace Verona. Putto pensa per un attimo al servizio a Evelyn, poi va da Maretti, anticipata però da Spadano in mezzo per Donati, ancora Donati contro Verdù, strozza troppo la conclusione. Avete forse sentito da casa la delusione del pubblico qui presente al Pallaroma che voleva il primo gol casalingo, non si concretizza. Era stata
Ottima la ripartenza della formazione di Zuccotti. Maretti in avanti da Evelyn, Donati la controlla, il pallone esce fuori. Quasi trascorso il primo quarto qui al Palaroma. Marcelli, terza giornata della Serie A Tesis. Dincecco, bene per Spadano che lascia scorrere, non a bocca però la finta putto, già servito il pallone per Maretti. Evelyn pensa un po' sul da farsi, smista poi Barban nel traffico, tocca il pallone Nayara, probabilmente non è così, solo un lavoro con il corpo ma nessun tocco da parte di Nayara. Donati bene di prima per Spadano, gira palla al Montesilvano, Dincecco ancora da Nayara, sale un po' la pressione di Melissa Barban, cercata Dincecco con l'esterno per Donati, solita triangolazione che non si chiude però perché da quelle parti c'è Putto, poi Verdù in avanti, Nayara in anticipo su Melissa Barban, pallone ancora una volta in fallo laterale. 10:17, già volati via qui al Palaroma. Putto, le finte su Donati, pallone in mezzo, Dincecco, buon lavoro su Tosetto, Spadano in velocità, ne ha tre addosso, costretta a fermarsi con la solita eleganza da Nayara, ora per Donati, nel traffico anche lei, la spinta regolare subita dalla numero 3, Verdù per Tosetto, che si autolancia ma è finito il campo. Foti in piedi, pronta a rientrare, ex Molfetta e Lamezia. Spadano, Nayara, mette giù bene Donati, il blocco di Spadano, la conclusione con il moncino da parte di Donati, poi Maretti, Dincecco contro Evelyn, la salta, rimette in mezzo Verdù senza problemi, quelle mani e con personalità in avanti, poi servizio per Barbani, intercettato Nayara, la porta è vuota, calcia Nayara dalla distanza, Tosetto con il petto, ma era stata ottima l'intuizione di Nayara. Ora Maretti dalla parte opposta, la finta rientra con il mancino, conclusione a giro da una parte e dall'altra alla ricerca del gol, ma c'è l'interruzione della sirena per il primo time out chiamato in questo match sul risultato di 0-0, un minuto di pausa anche per noi. Andrea Rossi ha richiamato le sue per il time out prima di questo calcio d'angolo che verrà battuto a 8:42 dall'intervallo. Siamo sempre fissi sullo 0-0 sul pallone, la numero 9 Melissa Barban. Pallone all'indietro da Maretti, mancino, Ficeto al centro dell'area di rigore, arriva Nayara, attentissima nella retroguardia bianca-azzurra. Pallone recuperato dagli spalti e servito ancora una volta per Melissa Barban, che lascia per Maretti. Barban di nuovo al centro per Ficeto, Ortega però ha capito tutto, rimbalza il pallone dalle parti di Maretti, arriva anche Dincecco per l'ultimo tocco, rimessa per la Dace Verona. Chiama lo schema Maretti, davanti soltanto Ficeto, Putto,
Melissa Barban tocca Ortega che era andata già in avanti per il contropiede, non c'era nessuno però ad assisterla. Ficeto, Barban, Puttov sull'out di sinistra dove riesce a fermarla Annalisa Foti, suo primo anno qui in Abruzzo. Puttov in mezzo, pallone però letto bene da Marcelli che lascia scorrere, non c'era nessuno in area di rigore, nessun taglio pericoloso. Foti non riesce a controllare, la tocca comunque Verdù perché c'era stato in precedenza un altro tocco da parte di una sua compagna. Dincecco per Naiara, sposta il pallone sul destro, smistato per Ortega. Foti attaccata da Puttov, senza fallo anche su Ortega, si lamenta un po' la panchina del Montesilvano. Barban rimette in mezzo per Puttov, rientrata Naiara, è scivolata, esulta per la chiusura, contropiede dell'Audace che viene fermato dalla numero 21, ex del match, a tutta velocità verso la propria area di rigore. Al centro Melissa Barban, va a cercarla Maretti, Ortega in piedi Evelyn, Natascia Barban pronta a rientrare. Maretti con il mancino, tocca Ortega, sarà calcio d'angolo per l'Audace. Melissa Barban, movimento di Ficeto e Puttov, pallone in mezzo, allontanato ancora una volta da Ortega, poi Maretti che va a colpire però Puttov, riparte velocemente Dincecco a sinistra, Ortega passa il pallone, la sua lata, si dimentica poi la sfera, la numero 14. Ficeto dalla parte opposta si ferma, interviene solo per un attimo Ortega. Maretti al centro, contrasto con Ortega che cade e si rialza. Foti apre bene per Naiara, in anticipo Puttov che si libera anche della marcatura della numero 21. Maretti apre un ottimo corridoio per Barban, prende il centro, tutto con il destro, la conclusione fermata da Dincecco. Ora Naiara deve uscire su Maretti, va a destra Melissa Barban. Ficeto riceve a sinistra, pallone in mezzo, riconquistato da Dincecco, sovrapposizione di Ortega che chiama il pallone, si ferma Dincecco, è rientrato però tutto il team della Dace Verona. Naiara, Dincecco contro Puttov, ancora Dincecco all'indietro da Naiara, poi c'è un fallo fischiato mentre rientrano in campo sia Natascia Barban che Evelyn. Verdù lascia lì il pallone mentre dialogano Dincecco e Naiara. Richiamata in panchina Ortega, al suo posto Spadano, pronta per il calcio di punizione Ersilia Dincecco, in orizzontale da Spadano che cercava la collaborazione di Foti, è rimasta però centrale, malinteso, pallone riconquistato dall'Audace. Marta Verdù cerca il movimento di Evelyn, non l'aveva mollata di un centimetro però Naiara. Dincecco con il mancino profondo per Foti che mette giù, ancora buono il lavoro di Puttov, poi arriva anche Maretti, troppo lungo il suo pallone. 6:25, sempre 0-0. Masciulli, Dincecco porta il pallone a sinistra dove è andata anche Foti, recupero di Evelyn, poi Barban va via, Spadano è uscita benissimo Marcelli. Verdù, Maretti a destra contro Masciulli, in velocità Maretti porta via però il pallone direttamente in fallo laterale, rientra Sant'Angelo, si accomoda in panchina Foti. Masciulli, Dincecco, Spadano contro Natascia Barban. Dincecco va a sfidare Evelyn in zona pericolosa, Masciulli in velocità prende
campo. Masciulli, la conclusione verso il centro dove è arrivata Sant'Angelo, tocca quel tanto che basta però Luana Putto per allontanare il pericolo. Grandissimo senso della posizione da parte del capitano, rimane su però il Montesilvano Futsal Club con Zoe Spadano. Pallone rimesso in gioco per l'ex Tiki Taka Chiara Sant'Angelo. Dincecco ancora al centro per Sant'Angelo, dimenticata dalla difesa, non riesce però a fermare lì il pallone, chiama lo schema Verdù. Movimento di Barban a sinistra, il pallone però era a destra da Maretti che cerca di spiegare il suo contromovimento all'estremo difensore dell'Audace, confermata per il secondo anno in rossonero. Marcelli, anche lei ex Tiki Taka per Chiara Sant'Angelo. Verdù esce, poi il pallone che rimane lì lo tocca per ultima proprio Sant'Angelo perché la rimessa è dell'Audace. Verdù da Putto, quest'anno responsabile anche dei progetti under 13, 15 e 17 dell'attività rossonera, settore giovanile a tutto tondo, coltivato con amore e dedizione dal club del presidente Bettaghella. Altra rimessa in gioco per il Montesilvano a 5 minuti dall'intervallo. Non ci sono state ancora reti. Dincecco per Sant'Angelo, ne ha due addosso, ancora Dincecco da lontanissimo, ha calciato con il destro, pallone che è finito però sulla rete, oltre la rete che conta, che è quella difesa da Marta Verdù. Marcelli riparte da Dincecco, subito la pressione di Evelyn, aggancia bene Maretti, torna su di lei Masciulli, poi Natascia Barban, la ostacola però Spadano che va a sbattere contro il muro di Putto. Ancora una volta padrona della retroguardia rossonera. 4:37 di fronte alla panchina di Andrea Rossi. Zoe Spadano. Sant'Angelo con il mancino, il rimpallo non la favorisce. Evelyn da Maretti per Putto, in verticale da Barban, bello il duello con Dincecco che allontana di qualche metro l'iniziativa dell'Audace che rimane in possesso. Evelyn, Verdù ancora per Evelyn, inseguita da Spadano, recupero di Dincecco, lavoro in tandem per le biancazzurre, poi Dincecco in mezzo al recupero Maretti che salta al numero 5, ancora Maretti con il mancino, si ritrova lì il pallone, la conclusione fermata da Masciulli dalla parte opposta. Sant'Angelo in mezzo, Masciulli servita con l'esterno, ha allungato il mancino Masciulli, non ci è arrivata davvero per un soffio. In panchina si va a sedere Dincecco, rientra il capitano Evo Ortega che aveva già vestito in passato i colori biancazzurri, poi 2 anni al Tiki Taka. Maretti contro Masciulli, pallone buttato in avanti a memoria, copertura di Ortega non senza problemi sulla pressione di Natascia Barban che va a conquistare con i denti un calcio d'angolo. Davvero ci ha creduto, grande tenacia per l'ex Infinity. C'è però un fallo in attacco, sorride in maniera ironica Natascia Barban. Ortega da Masciulli, un po' ferma Sant'Angelo, servita e attaccata bene da Barban che recupera insieme ad Evelyn. Gestione della sfera, servita all'indietro per Melissa Barban. Maretti contro Ortega, le finte della numero 21 verso il centro, il pallone fermato però da Ortega. 3:27, taglio in mezzo di Natascia Barban, invece Melissa Barban a calciare dalla distanza, interviene Marcelli, non riesce a bloccare il pallone, l'allontana allora Chiara Sant'Angelo. 3:21. Rimessa in gioco per
la squadra ospite con Natasha Barban. In mezzo Melissa, fermata però da Sant'Angelo. Maretti fa buona guardia mentre il pallone scorre via, fermato da Andrea Rossi, che da giocatore ha vissuto una carriera a livelli altissimi. Intanto fischiato un fallo con un attimo di ritardo, pallone ghiotto per Maretti che stava andando all'1 contro 1 con Marcelli, ma c'è il calcio di punizione che deve essere battuto. Da Greta Maretti, classe 2001, uno dei volti di Atleti al tuo fianco, associazione che vuole sostenere tutte le persone che stanno affrontando un percorso oncologico. Anche suo fratello Marco gioca a futsal e il padre è stato presidente del Bagnolo, società nella quale ha militato per 4 anni, quindi futsal come affare di famiglia. 2,58 intanto al termine. Naiara. Ortega per Foti, che aspettava però il pallone centrale. Un po' ferma la numero 7 sul lancio di Ortega. In avanti Ortega, tocca ancora per Foti, si trova però a combattere con Putto. Maretti cerca di lanciare per Barban, trova Zoe Spadano. Maretti esce dai pali Verdù, in avanti Ortega con la testa in anticipo su Melissa Barban. Ortega, buono l'anticipo su Melissa Barban che rientra, recupera insieme a Putto, pallone perso ancora una volta. Spadano con l'esterno, poi calcia con il destro addosso ad Evelyn, 2 volte Spadano, forse un altro tocco da parte dell'Audace Verona, sì, con Evelyn Tosetto. Quindi altra rimessa in gioco per il Montesilvano. Naiara per il calcio d'angolo che verrà battuto da sinistra. In mezzo Spadano, si fa vedere Foti, pallone in mezzo, non riesce a toccarlo però Spadano. Verdù, non c'era stato però nessun tocco, quindi bisogna rimettere in gioco, ma dalla rimessa laterale. Evelyn per Putto, gira per Maretti, affrontata da Foti, prolunga il pallone che finisce fuori. Tante interruzioni in questi ultimi minuti. Al cambio di Incecco si va a sedere invece Spadano, controfallo. Non è stata eseguita bene la rimessa da parte del Montesilvano con Naiara e quindi l'altro numero 21, quello in maglia bianca, Maretti, a far ripartire il gioco. Barban contro D'Incecco, prova a difendere il pallone, finisce a terra, non c'è fallo, la rimessa è sua, la rialza sportivamente Naiara, è arrivata a Putto per la battuta del fallo laterale. 2,14, occhiata e mezzo, c'è soltanto Barban, va a cercare proprio lei, passa però il pallone senza alcuna correzione verso la porta di Marcelli, scappa in avanti Annalisa Foti, pronta nel rientro in fase difensiva. Putto, Ortega, da Naiara per il lancio lungo, in buona posizione Foti che subisce la spinta evidente da parte di Putto, subito richiamata dal direttore di gara, va a indicare il punto esatto per la battuta del calcio di punizione. Luana Putto che non vuole concedere centimetri all'avversaria. Rientra Sant'Angelo, si va a sedere per tirare un po' il fiato Eva Ortega. Molto distanti dalla porta di Verdù, grande traffico alle sue spalle, 4 giocatrici piazzate. Sant'Angelo con il mancino, forte ma impreciso. Finisce fuori e non di poco, la conclusione della numero 11, Evelyn.
Putto da Maretti, sale alto il Montesilvano, pressione efficace. Chiamata a gran voce da Marcos Zuccotti. 2 minuti esatti, poi si andrà all'intervallo. Rientra Ortega al posto di Sant'Angelo, che era entrata soltanto per il calcio di punizione. Pallone in mezzo, battuto da Dincecco. Ci sono 2 maglie rosso-nere in anticipo su Foti. Dincecco, taglio in mezzo di Ortega, pallone allontanato bene da Putto. Marcelli, il controllo con i piedi, poi alza la sfera cercando Naiara, pallone regalato a Marta Verdù, che va con le mani, lascia scorrere Naiara. Marcelli ancora una volta da Dincecco, che cerca la collaborazione di Naiara, lascia scorrere Foti, un po' di spazio per lei, il taglio in avanti da parte di Dincecco, cercata invece in profondità. Al cambio Foti, rientra Masciulli. Qualche errore di troppo in fase di impostazione. Evelyn, lotta, Melissa Barban che cade, c'è il fallo, mentre viene richiamata anche Jessica Naiara. Deve stare a distanza Ersilia Dincecco. Putto sul pallone. A sinistra Melissa Barban, a destra invece Maretti. Scelta da Putto contro Masciulli, che riesce a fermare però l'iniziativa rossonera. Putto in mezzo, Evelyn. Ancora Putto per Maretti contro Masciulli, 2 volte Masciulli è brava nell'opposizione, poi Dincecco che prova a lanciarsi, tocca Putto. Altra rimessa per il Montesilvano, già battuta. Naiara da Ortega, sale un po' Melissa Barban, Masciulli contro Putto, che la ferma subito. 1-0-4, sempre 0-0 a colloquio Andrea Rossi e Natascia Barban. Masciulli per Naiara. Dincecco, controllo difficile, Maretti, poi Naiara che ci mette un'enorme pezza, allontanando il pallone in fallo laterale. Ultimi 56 secondi. Evelyn, taglio in mezzo di Melissa Barban, dalle retrovie Maretti con il mancino, vola Marcelli, allontana Ortega. Altra buona chance per la Dace Verona, che insiste con Evelyn, conclusione fermata questa volta da Camilla Masciulli. Pallone che si impenna, sarà calcio d'angolo a 50 secondi dall'intervallo dell'anticipo della terza giornata della Serie A Tesis. Pallone in mezzo, ha provato con il tacco addirittura Melissa Barban, c'è stato un tocco da parte di Naiara secondo il direttore di gara, quindi altra rimessa sempre sulla Dace Verona, che non abbandona la metacampo del Montesilvano. Maretti con il mancino in 2 tempi, Marcelli, Masciulli, subito attaccata da Evelyn che le strappa via la sfera, torna però su di lei Masciulli. Ultimo minuto combattutissimo, 39 secondi alla pausa, poi Ortega, Naiara, in avanti Dincecco, Putto, qualche problema sulla pressione di Masciulli. Ortega prova a far passare il pallone, ci ha messo il piede anche Maretti, rimessa, chiama lo schema il capitano, 28 secondi. Ora il Montesilvano nella metacampo dell'Audace Verona, attenta tra i pali Verdù, dalla distanza Naiara, la conclusione con il destro, anche questa volta però troppo strozzata, era andata comunque spaccata Verdù. Rilancio, l'aggancio con il tacco da parte di Melissa Barban, acrobatico ma non efficace per la compagna Maretti. Ortega
Occhiata in avanti dove c'è soltanto Dincecco, allunga il piede putto 2 volte. Dincecco però riesce a riconquistare la sfera e va a innescare Masciulli, pallone in mezzo. Ortega stava arrivando in area di rigore, ha allontanato il pericolo Maretti. Dincecco ancora in avanti, Naiara per prima sul pallone, poi Masciulli, ultimi 2 secondi, Ortega in mezzo, Dincecco, pallone sul mancino, conclusione, arriva anche la sirena. Finisce quindi il primo tempo 0-0 tra Montesilvano e Audace Verona. A tra pochissimo per la ripresa.
0-0 nel primo tempo tra Montesilvano e Audace Verona, ora la ripresa con il primo tocco che sarà della squadra ospite. Già in campo Verdù, Putto, Maretti ed Evelyn. Manca il quinto elemento per Andrea Rossi, dall'altra parte Marcelli, Ortega, poi Spadano, Dincecco e Foti. Prendono posto tutte le ragazze della Dace Verona. Tra poco si dipartirà, unico anticipo in programma quest'oggi. Domani un ricco programma con 2 big match, tutti in diretta sul canale YouTube della divisione calcio a 5, vale a dire Women Roma contro CMB e Bitonto contro Tiki Taka. Ci sono anche Molfetta Lazio, Falconara Cagliari e Soccer Altamura contro Kickoff a completare il quadro. Intanto ripartiti con Putto per Natasha Barban, ancora Putto all'indietro, numero 26 smista da Melissa Barban, suolata con la punta, bene Putto per la corsa di Barban che scappa a sinistra, copertura ottima da parte di Ortega che poi va a travolgere i cartelloni pubblicitari e la stessa Natasha Barban che l'aiuta a non cadere. Grande sportività, rientra in posizione Barban mentre rimette in gioco Marcelli per Ersilia Dincecco, da Ortega, Spadano in orizzontale per Ortega, profondità con Foti, attaccata da Putto, pallone all'indietro, Ortega deve inseguirlo, l'attacca Evelyn, Foti prova ad andarsene, fermata da Putto che vince anche il secondo duello con Spadano, messa giù, primo calcio di punizione per l'Audace conquistato dal coreaceo capitano al 7° anno in rosso-nero. Barban perde il pallone sull'attacco di Dincecco, Spadano a destra deve rientrare, salta Putto e ci mette poi il corpo, si lamenta Spadano per un braccio alto da parte del capitano. Primo minuto della ripresa piuttosto acceso, rimane in attacco il Montesilvano con la rimessa in gioco da parte di Spadano, mezzo Foti, pallone respinto da Barban, poi Dincecco. Conclusione però velleitaria, Verdù, Natasha Barban, da Putto, bene con il mancino ancora per la corsa di Barban, inseguita da Spadano, pallone messo in mezzo, Ortega esce, palla al piede, allarga poi per Dincecco, dalla parte opposta si è mossa Foti, Dincecco passa dai piedi di Spadano, corridoio ottimo per Foti che mette giù, salta Putto, rimette in mezzo Spadano al centro dell'area di rigore con 3 giocatrici addosso, allontana allora Foti, trova Evelyn in chiusura in calcio d'angolo. Gli applausi di Zuccotti, mister argentino per la prima volta in Italia dopo 7 stagioni con il Ferrocarril Oeste. Spadano, Dincecco in mezzo per Ortega, la conclusione all'incrocio dei pali con il mirino, la numero 14 bianca-azzurra, vantaggio del Montesilvano Futsal Club. Primo gol casalingo, accolto con un'ovazione dal pubblico presente al Pala Roma dopo 1 minuto e 32 secondi nella ripresa. Si sblocca questo match. Il capitano in casa per l'1-0 contro la Dace Verona, che ora deve inseguire. Barban all'indietro per Putto che non può però raggiungere il pallone. Spadano prova a cavalcare l'onda al Montesilvano, si scalda Maretti, pronta a rientrare per la causa rossonera. Spadano, si stacca Foti, ancora da Ortega in anticipo, però bene Natasha Barban, poi Marcelli con i piedi, salta Verdù, poi Spadano al volo, conclusione sbilenca, aveva la porta quasi spalancata, era uscita con i pugni Verdù.
saltando anche sulla testa di Putto, recupera Ortega con il mancino, poi esce bene però Verdù che evita il raddoppio delle biancazzurre. Melissa Barban deve mettere un po' di ordine, la Dace Verona, Natascia Barban all'indietro ancora da Melissa, suolata, aggancia Spadano, c'è un fallo fischiato in questo momento sulla numero 12 di Pert, tornata in Italia dove era già stata vestendo la maglia della kick-off, eletta anche MVP della Coppa Italia Under 19, vinta dalla formazione di Mister Russo, ai danni proprio dell'Audace Verona. Verdù con il petto, bene Ortega. Evelyn. Putto per Natascia Barban, il velo di Evelyn. Non c'è però alle sue spalle il capitano rossonero. Dincecco. Spadano. Ancora per Dincecco, attaccata da Evelyn. Va allora da Marcelli. Ortega scende a dare un appoggio. Foti recupera Natascia Barban, trattenuta vistosamente da Foti, e arriva la chiamata del direttore di gara. Natascia Barban. Melissa Barban bene su Dincecco, saltata di netto, saltata anche Masciulli, poi con il destro cerca di mettere in mezzo, arriva ancora Masciulli. Pallone alzato per il controllo con il ginocchio da parte di Spadano che rientra, pensa per un attimo alla conclusione, trova ancora spazio, la conclusione arriva in questo momento in diagonale, esulta Verdù, chiusura in spaccata. Lavoro prezioso da parte di Masciulli in fase di recupero, poi i piedi fatati di Jess Spadano riscaldano Donati e Naiara sulla panchina del Montesilvano. Dincecco. Ortega scambia ancora con Dincecco, esce però Melissa Barban. 16:58 dopo 1 minuto e 32 secondi di gioco nella ripresa si è sbloccata la gara con la rete di Eva Ortega. Dincecco in mezzo, tocca Natascia Barban, illusione dell'autorete, si gonfia soltanto l'esterno della rete, c'è il calcio d'angolo per il Montesilvano con Dincecco che continua a spingere. Spadano, controllo con il destro, ancora per Dincecco, arretrato però il pallone, non può tenerlo in campo. La numero 5, l'unica rimasta con i colori biancazzurri dalla finale disputata lo scorso 15 giugno al Pala Giovanni Paolo II, finale scudetto vinta 4-3 da Lucasa Falconara. Putto scatta in avanti Maretti, taglio servito da Putto, passaggio però leggermente troppo lungo. Naiara appena rientrata, 3:15 trascorsi, sistema il pallone con cura all'indietro da Dincecco, ora Donati contro Melissa Barban, Masciulli va via bene a Putto, il pallone che è rimasto lì però riconquistato ancora una volta da Putto, poi Donati in opposizione, sempre Putto va a lottare per le sue. Melissa Barban di prima, bene da Evelyn, ora per Melissa Barban di nuovo che si accentra, lascia lì il pallone con eleganza. Putto, Maretti suolata, chiusa però da Masciulli, contropiede, parte opposta, Putto va a dare fastidio, allarga Masciulli, cercava a sinistra il sostegno di una compagna biancazzurra, non l'ha trovato però, rimane a terra Masciulli, un po' dolorante, aiutata a rialzarsi da Naiara che dice c'è stato un tocco, c'è stato un blocco. Non ha ravvisato però nulla di irregolare l'arbitro. Maretti va a sfidare Dincecco, ancora Putto va a sinistra, viene incontro Evelyn. Putto in orizzontale da Melissa Barban, taglia tutto il campo, tocca Dincecco. Pallone ancora dell'Audace Verona con Maretti. Putto da Melissa Barban.
recupera ancora una volta Masciulli, poi torna però Evelyn provvidenziale, ferma l'azione sul nascere. (15:47). Donati, si muove Masciulli, Donati con il destro, ferma tutto Evelyn, Puttov di prima a servire Melissa Barban, fermata da Masciulli, ancora una volta per prima sul pallone, arriva però il tocco di Melissa Barban che mette in rimessa laterale Dincecco. Naiara, Dincecco di nuovo, passa dall'ex Virtus Romagna Donati, duello fisico tra Melissa Barban e Naiara, non c'è nulla, si continua a giocare. Barban da Puttov al centro dell'area di rigore rossonera per Evelyn, fronteggiata da Dincecco, aggira tutti gli ostacoli Evelyn, va a cercare poi il corridoio per Melissa Barban, era ottima l'idea, ha capito tutto Naiara. Dincecco deve liberarsi del pallone sulla pressione di Evelyn, spinta irregolare, richiamo dell'arbitro. Entra anche Natasha Barban. Due a due il conto dei falli. Scambiano Naiara ed Ortega. Donati cerca di affrontare e saltare Puttov, fermata in fallo laterale. Donati in mezzo Spadano, si passa all'indietro da Naiara. Ortega alza la testa, Evelyn subito in pressione, Naiara gira a sinistra da Spadano, ottimo il movimento di Ortega che sulla corsa però si fa recuperare da Evelyn che chiama al cambio. Occhiata alla panchina da parte di Andrea Rossi. Evelyn per Puttov, cerca la collaborazione di Maretti, Donati, poi Spadano che ruba il pallone a Maretti, attentissima Verdù ad accartocciarsi sul pallone, servito per Natasha Barban che tocca soltanto con la testa. Donati da Naiara, di prima in avanti a cercare Spadano che si era fatta vedere invece tra le linee. Evelyn rincorsa da Donati, pisata per Natasha Barban. Maretti contro Ortega, Maretti in velocità, arriva il raddoppio di Spadano, il pallone però era uscito. Secondo il direttore di gara non è d'accordo la panchina del Montesilvano, decisione però presa senza esitazioni. Intanto c'è il time out chiamato da Rossi che richiama le sue in panchina per un minuto a 13:51 dalla fine di questo match. Chiuso il time out e Rossi ha deciso di inserire Maretti come portiere di movimento. (13:51) dicevamo alla fine della gara, e dopo il time out la Dacia Verona prova con il power play. Evelyn, velo di Puttov che riceve da Maretti. Evelyn da Melissa Barban, ora per Natasha. Evelyn gira ancora per Natasha Barban a sinistra, da Melissa Barban. Preciso il passaggio di Evelyn, meno lo stop di Natasha Barban, deve tornare velocemente in panchina Maretti per dare il cambio a Verdù che torna regolarmente tra i pali. Rientrano Ortega e Masciulli per la formazione di Zuccotti.
Si gira bene Masciulli, non la perde di vista Puttov in maniera irregolare però, e prende anche il giallo, così come è stato per Ortega dalla parte opposta. Arriva il cartellino per il capitano dell'Audace Verona. Calcio di punizione, terzo fallo commesso dall'Audace Verona. Incecco sul pallone, sui pali Spadano e Ortega. In barriera Verdù vuole soltanto Evelin. Conclusione di Naiara fermata proprio da Evelin. Ortega pulisce il pallone indietro per Marcelli. Viene incontro di Incecco. Fa spazio in avanti Spadano. Naiara. Ancora Ortega. Per D'Incecco, Naiara prova a saltare Puttov, arriva anche Spadano che si ritrova lì, il pallone in qualche modo lo protegge dall'attacco di Evelin e poi fa rimbalzare il pallone sui piedi della numero 21 di casa, quindi rimessa per il per l'Audace. Evelin attaccata da Naiara, non riesce a tenere in campo il pallone Melissa Barban, che poi lamenta un problema muscolare, ci pare di capire, alla gamba sinistra. D'Incecco attaccata da Natasha Barban, in anticipo Melissa Barban, bene per Verdù, attaccata da Masciulli, pallone che è lì, ci prova Naiara dalla distanza, in caduta ha calciato. Voleva pescare il gol dell'ex, trova però soltanto una conclusione larga. C'è bene Marcelli, sbilanciato in avanti l'Audace, può andare dalla parte opposta, Masciulli a sinistra, Spadano, Masciulli da sola contro Puttov. D'Incecco, Naiara, scambia ancora con D'Incecco. Naiara chiama in causa Spadano, in mezzo, ha capito tutto Natasha Barban, va da Puttov, chiusa però da Naiara con un intervento regolare anche se ruvido a sinistra. Spadano l'aggancia con il destro, la conclusione con il mancino, tocca Verdù. Calcio d'angolo. Che verrà battuto ancora da Zoe Spadano, che ha trovato sul rigore il primo timbro in questo campionato, stagione 2025-2026, quella del suo ritorno in Italia. Naiara per Spadano, conclusione ancora Verdù che tocca con la gamba sinistra. Naiara dalla distanza, largo anche questa volta. Chiama lo schema Verdù, in avanti Evelin, pallone corto per Natasha Barban. Naiara recupera ma serve ancora una volta Natasha Barban, sempre Naiara a dar fastidio. La rimessa però è rossonera. Natasha Barban per Melissa, solito numero, inganna però anche Masciulli che la trattiene in maniera vistosa e prende un altro cartellino per il Montesilvano, il secondo cartellino dopo quello sventolato sotto il naso di Ortega. Terzo fallo commesso quindi anche dal Montesilvano. L'Audace riprova con il portiere di movimento, maglia giallo-blu per Greta Maretti. Calcio di punizione battuto. Evelin a far girare la sfera Melissa Barban, corto per Puttov, Maretti di prima, non è che si perde dalla parte opposta. Serie di cambi per Zuccotti che schiera una formazione in difesa, un'altra quando c'è invece da fare possesso. D'Incecco, Masciulli al centro per Naiara che prova ad inseguire il pallone senza successo. Puttov,
Barban prova un altro numero su Masciulli, chiusa questa volta, recupera Evelyn, chiama il pallone Natasha Barban, Evelyn va a destra, Dincecco mette il piede al momento giusto, cambio tra Verdù e Maretti, solito avvicendamento per lo sviluppo della manovra con il portiere di movimento. Evelyn 10,50, alla fine è sempre 1-0 per il Montesilvano. Natasha Barban va alla conclusione, Dincecco continua a dare indicazioni Zuccotti, è uscito però dall'area tecnica, richiamato dall'arbitro, ha chiesto immediatamente scusa al mister argentino. Si continua a giocare. Evelyn da Melissa Barban, Putto ancora per Evelyn, metronomo dell'azione delle Venete. Maretti da Putto, Evelyn di nuovo, in prima linea c'è Foti, Maretti, Evelyn, Melissa Barban da Natasha, tocca Dincecco, la porta è vuota, va Masciulli dalla distanza, pallone controllato senza problema alcuno da Evelyn. Natasha Barban messa in movimento a sinistra, Melissa Barban dalla distanza, conclusione violenta e ci ha messo la testa Ersilia Dincecco. Donati, porta sguarnita, va a puntare Donati, trova però subito Putto. Avete visto la conclusione violenta da parte di Melissa Barban. Natasha ha detto alla mia gemella ruberei proprio la potenza nel calciare, la precisione. E la numero 9 ne ha dato immediatamente prova e dimostrazione. Evelyn, incomprensione questa volta tra le Barban. Doppio cambio, anzi triplo per Zuccotti, rientrano Spadano, Ortega e Naiara. Per l'Audace Verona rientra invece Verdù tra i pali. Rimessa in gioco con Ersilia Dincecco. Salta Natasha Barban, trova però il raddoppio di Putto, poi è buono il ritorno di Spadano su Melissa Barban. Dincecco mette giù il pallone che era però finito fuori. Iniziata intanto anche la Coppa Italia di Serie B, in vantaggio per 3-1 il Foligno sulla Terrana Tirus, il derby che apre la competizione, iscritte d'ufficio tutte e 39 le partecipanti, suddivise nei 4 gironi. Domani il resto della giornata, tutti gli aggiornamenti sul sito della divisione calcio a 5. Torniamo in diretta, 9 minuti da giocare, Melissa Barban. Putto da Evelyn, ancora Putto per Maretti, porta il pallone sul mancino, fermata da Masciulli, poi Foti che alza la sfera, che arriva sì verso la porta rossonera, ma la conclusione è larga di almeno 1 metro, 1 metro e mezzo. Sta reggendo bene il power play delle avversarie, il Montesilvano Futsal Club. Ci riprova l'Audace, sempre Maretti in campo con la maglia giallo-blu. Putto, Evelyn ancora da Putto, pressione di Foti, Putto ha cercato il secondo palo, un rimbalzo, ancora Foti che ci prova dalla distanza, il pallone che arriva verso la porta dell'Audace. Ancora una volta però la conclusione non va a buon fine, sta rischiando qualcosina di troppo l'Audace Verona. Putto, Natasha Barban, Putto sul secondo palo, Masciulli, Donati con la testa, Foti in anticipo, c'è però Putto che allontana la sfera, non vuole altre conclusioni verso la sua porta. Rientrata Verdù, 7,58, rientrano Spadano e Ortega. Zuccotti è andata subito a parlare con Foti. Naiara non riesce a mettere giù il pallone. Verdù, Natasha Barban contro Foti che mette il piede, il pallone scorre ed è del Montesilvano, lascia passare Ersilia Dincecco, che è sempre stata con i colori biancazzurri nella sua vita. Solo una parentesi, quella con la Lazio.
tra l'altro nell'anno in cui il Montesilvano ha vinto la Supercoppa, proprio ai danni della Lazio. La spinta di Melissa Barban a Naiara, sanzionata con un altro calcio di punizione, quarto fallo commesso dalla squadra ospite. 7:36 da giocare. Spadano sul pallone, si allontana invece Naiara, va Spadano con il destro forte addosso a Melissa Barban. Altra rimessa mentre Verdù prova ad incitare le sue, che sono sotto di 1. La rete di Ortega siglata dopo 1 minuto e 32 secondi di gioco nella ripresa. Masciulli, la più arretrata, scambia bene con Dincecco con la punta, largo il tentativo della numero 5. Verdù, Spadano contro Melissa Barban, pallone recuperato da Marcelli. Dincecco fa girare palla per le sue. Spadano, Dincecco, attaccata da Natascia Barban, l'ultima a toccare. Naiara sbaglia la rimessa, regalata quindi all'Audace. Altra serie di cambi, la solita, voluta da Zuccotti per la difesa del portiere di movimento. Putto, Melissa Barban ancora da Putto, Maretti sul secondo palo, la correzione di Natascia Barban, il pareggio dell'Audace Verona. Subito l'abbraccio a Melissa Barban, poi al resto del gruppo. Perfetta parità al Palaroma a 7:02 dal termine. Entrata in campo ora Verdù, va subito ad abbracciare l'autrice dell'1-1. Gol pesante, quello segnato dalla numero 26. Spadano il numero, riconquista però il pallone Putto, poi ancora Natascia Barban in mezzo per Dincecco che allontana Ortega, riparte velocemente, deve fermarsi però sull'attacco di Putto. Naiara alza ancora il pallone, si fa vedere Spadano che prova a saltare Evelyn, inseguita dalla 77, e riesce anche a conquistare la rimessa. Quindi 1-1 a 7:02, proprio che è in possesso della sfera, ma ora se ne dimentica Natascia Barban, sempre lei a riconquistarla. Melissa Barban, Natascia a correre su ogni pallone, anche su Naiara, che riesce a guadagnare la rimessa. E qui c'è un altro time out chiamato questa volta, chiedo scusa, non è rimessa ma è fallo, quindi il quinto commesso dall'Audace Verona. Da qui non avevo visto cattiveria nell'intervento, continuano a parlare Melissa Barban e Jessica Naiara. Rientra in campo anche Ficeto, quindi quinto fallo commesso dall'Audace Verona. Occhio anche a questo fattore perché mancano ancora 6 minuti e 22 secondi mentre siamo sul risultato di 1-1. Masciulli, Dincecco allarga il campo per Naiara. Masciulli al limite dell'area di rigore, prova a girarsi, arriva Naiara, pallone lasciato a lei e allontanato da Putto. 6-0-4. Poco fa la rete di Natascia Barban per l'1-1. Ha risposto dopo 13 minuti di vantaggio l'Audace Verona al Montesilvano. Calcio d'angolo, va Dincecco, movimento in area di rigore, Naiara, conclusione dalla destra di incrociare, ancora una volta larga. Verdù, contromovimento di Evelyn, servita a Putto, si apre il campo per Melissa Barban che termina la sua corsa verso la panchina biancazzurra e non riesce a raggiungere il pallone davvero per pochissimo. Primo gol in Serie A per Natascia Barban e primo gol dell'Audace Verona in questo campionato. 5:39.
Verdù, lancio con le mani, interviene Dincecco, in anticipo su Melissa Barban. Masciulli gira per Naiara, sale un po', Spadano le sbarra la strada Evelyn con l'esterno per Masciulli, attaccata da Putto, torna sui suoi passi. Naiara da Dincecco a sinistra contro Melissa Barban, fa spazio Masciulli, Naiara, la corsa di Ficeto alle sue spalle e allontana alla fine il pericolo Naiara, in corsa da Federica Ficeto ex Irpinia e Lazio, prima di arrivare alla Dace Verona. Ha vinto anche la Supercoppa Under 19 ed è stata capocannoniere del campionato nazionale Under 19 con 22 gol per 2 anni consecutivi. Top scorer Putto da Maretti, 5 minuti esatti al termine, ancora Maretti, ci riprova con il portiere di movimento, quindi Rossi. Altro velo, riceve Putto, va a sinistra da Melissa Barban per Natascia che gira sul primo palo, Marcelli con i piedi, la porta è vuota, rientra Putto con il petto. Evelyn attaccata da Masciulli che la forza all'errore. Masciulli da Spadano, rientra Verdù, Spadano in avanti, il pallone si alza, lo mette giù, Masciulli salta con il sombrero, Melissa Barban, poi la copertura da parte di Evelyn. 4:27, Maretti toglie la maglia del portiere di movimento, rientra, tanti minuti per lei. Dincecco, Naiara di prima, bene da Masciulli che si accentra, Masciulli e Spadano invertono le posizioni. Dincecco, attesa lì da Evelyn, Naiara, ancora per Masciulli contro Putto, Masciulli allarga l'indietro per Naiara, Spadano contro Melissa Barban. Dincecco a sfidare Evelyn. Naiara per Masciulli in velocità, non la lascia però Melissa Barban, chiude l'iniziativa biancazzurra in fallo laterale. Al cambio Masciulli, rientra Foti. 3:45, ancora da giocare, tutto fermo sull'1-1. 5 falli però commessi dall'Audace e 3 dal Montesilvano. Spadano con calma, sistemare il pallone per la rimessa laterale. Naiara, conclusione dalla destra, non ci arriva per un soffio Foti, si arrabbia Putto perché questo pallone è passato e forse è l'ultimo tocco proprio di Putto perché c'è possesso biancazzurro. Calcio d'angolo con Zoe Spadano. Pallone alzato per Dincecco, al volo allontana Melissa Barban, poi Maretti, la corsa su Dincecco che l'accompagna però verso il fallo laterale. Naiara, Dincecco prende un po' di campo, bene in mezzo per Foti che va a recuperare dopo l'anticipo di Putto. Naiara, Dincecco rientra sul primo controllo, la puntata, Verdù sicura nella presa. Putto da Maretti, stop e scarico con il mancino, Melissa Barban non riesce ad agganciare se non per un attimo. Ultimi 3 minuti, sempre 1-1. Jessica Naiara, Dincecco, Naiara, Foti lascia però lì il pallone, poi Maretti, tocca ancora una volta alle sue spalle Annalisa Foti, è rientrata Masciulli al posto di Naiara. Putto per Natascia Barban che sbaglia il controllo, torna nella propria metà campo l'Audace Verona. 2:46, Spadano rimette in gioco, viene incontro Masciulli, servita Dincecco in verticale per Foti che deve girarsi, salta Putto, ancora Foti, forse trattenuta, si lamenta la panchina del Montesilvano e arriva un altro giallo per Putto che era già stata ammonita. Espulso il capitano dopo la giocata di Annalisa Foti.
ed è anche il sesto fallo commesso dall'Audace Verona. (2:37) e questo è un episodio chiave perché c'è stata doppia ammonizione per Putto. È entrata anche Chiara Sant'Angelo, continua a dire il sesto fallo. Esatto, tiro libero, finalmente il pallone è stato dato a Jessica Naiara per battere questo tiro libero, quindi occasione per il Montesilvano. È 2:37 dal termine. Jessica Naiara contro Marta Verdù dai 10 metri, la rincorsa della numero 21 che va a calciare con il destro, conclusione all'angolino, eccolo il gol dell'ex, l'esultanza di Jessica Naiara, il sorpasso del Montesilvano, 2-1 a 2:36 dalla fine del match. Rimette la freccia la squadra biancazzurra e lo fa con Jessica Naiara, tiro libero perfetto a mezza altezza all'angolino, la traiettoria più difficile per qualsiasi portiere, l'ha toccata soltanto Marta Verdù. 2-1 e subito di nuovo portiere di movimento con Greta Maretti, aggancia Barban all'indietro da Evelyn, Melissa Barban, ancora Evelyn, gira per Maretti con il mancino, esce D'Incecco, larga la conclusione della numero 21, rientra Verdù. 2:15. Masciulli attaccata da Ficeto, il rimpallo, il pallone che rimane lì toccato da Melissa Barban, ancora possesso del Montesilvano. Ficeto tocca con la testa, Verdù deve uscire, allontana con i piedi e diventa quasi una conclusione verso la porta di Marcelli che tocca e allontana sul montante, quindi calcio d'angolo. Rientra tutto il Montesilvano in copertura, il gioco però deve essere fermato perché Naiara è a terra. Qualche problema forse di respirazione, mentre il Montesilvano è a 2 minuti della possibilità del primo successo in Serie A. (2-1) dopo le reti di Ortega e Naiara su tiro libero. Dall'altra parte invece Natascia Barban, e per le rossonere c'è anche la tegola dell'espulsione di Luana Putto, che salterà quindi la gara contro la Women Roma in casa. Ma al di là della partita futura, e adesso che manca tantissimo il capitano, ora che c'è da recuperare una rete a 2 minuti dalla sirena, occhiata al cronometro anche per Evelyn. Maretti con il pallone sotto il piede, scaricato ora per Evelyn. Melissa Barban da Maretti, finte su Masciulli. Evelyn che da terra Maretti, si continua a giocare. Melissa Barban con la punta, Marcelli sul primo palo, poi D'Incecco che allontana in calcio d'angolo. Melissa Barban, si avvicina Natascia Barban all'indietro. Evelyn, Maretti, tutto con il mancino, così come il fratello Marco, tutti e due mancini. Evelyn da Ficeto, Evelyn di nuovo, esce Foti, pallone ricevuto da Ficeto che mette in mezzo Masciulli, arriva prima di tutti. Verdù in piedi ad incitare le sue. Ficeto, 1 minuto e 19 da giocare. Evelyn, lungo per Melissa Barban, è uscita D'Incecco, pallone che attraversa tutta l'area di rigore ed esce dalla parte opposta, rimane direttamente in campo Maretti. D'Incecco da lontanissimo, si distende Evelyn,
e poi in scivolata non riesce ad evitare la rimessa. Al cambio rientra ora Verdù, mentre Spadano batte velocemente addosso a Evelyn, chiede un cartellino che non c'è. Spadano all'indietro, Dincecco, ultimo minuto, deve gestire il Montesilvano. Donati di prima per Spadano che prova a girarsi, trova la marcatura di Evelyn, rientra Maretti, Donati in anticipo, Masciulli che insegue il pallone, evita la rimessa, prova a saltare Natasha Barban, se ne va Masciulli, fermata però dal ritorno di Natasha Barban in velocità su Donati, prova dalla distanza, pallone che finisce fuori, in mezzo c'era Melissa Barban. 39 secondi, Marcelli, è rientrata Verdù, lancio lungo direttamente in fallo laterale, rientra Maretti, Verdù dice occhio al cronometro, 37 secondi rimangono. Natasha Barban, Evelyn, esce ancora Foti, pallone che arriva a Maretti, respinta all'indietro da Donati. Evelyn con il destro dalla distanza, con la testa di Incecco. 17 secondi di speranza per l'Audace Verona. Evelyn, Maretti per Natasha Barban, Dincecco chiude tutto. 9 secondi separano il Montesilvano dalla prima vittoria in questa Serie A Tesis. Maretti, Evelyn, 3 secondi, Maretti, la conclusione da parte di Evelyn all'ultimo secondo, utile, la tocca soltanto Marcelli e c'è il pareggio dell'Audace Verona. Esultanza di gruppo, il bacio alle telecamere da parte di Evelyn, autrice del gol del 2-2, partita incredibile a 1 secondo e 7 decimi dalla sirena. La conclusione dalla distanza, l'ultimo respiro, l'ultima speranza si concretizza con la rete da parte di Evelyn e finisce qui, triplice fischio. Prima le reti di Ortega e Nayara e poi quelle di Natasha Barban e all'ultimo secondo eroina di giornata Evelyn Tosetto, l'ultima arrivata in casa rossonera, che segna il gol del 2-2 a meno di 2 secondi dalla sirena. Montesilvano e Audace si dividono quindi la posta in palio nella terza giornata, sbloccano le rispettive classifiche, cancellano lo 0 che era pesantissimo la terza giornata e si chiude quindi questa fantastica gara che ha aperto la terza giornata della Serie A Tesis. Anticipo in diretta sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Questa tutta la bellezza del futsal, che può essere dolcissimo e amaro allo stesso tempo. Dolcissimo per l'Audace che conquista il punto in rincorsa, amaro per il Montesilvano che ha visto sfumare i primi 3 punti casalinghi, i primi 3 punti della stagione. Da parte di Silvia Vinditti e Massimo Lupacchini è davvero tutto, vi ringraziamo per averci seguiti. Ricordo come al solito soltanto il risultato: Montesilvano 2, Audace Verona 2. Ciao!